Il Padova con un perentorio 3-1 supera lo scoglio della Regina e non perde di vista le alte sfere della classifica. Per i biancoscudati però non è stato tutto facile, dal momento che Cerantola, soprattutto nel primo tempo, aveva disposto bene i suoi uomini infoltendo il centrocampo e imbrigliando così le manovre dei padroni di casa. Dopo le prime scaramucce, la Regina prende in mano le redini del gioco e su azione di contropiede passa in vantaggio. È Soncin che, ben appostato in area, si libera di Murelli e mette alle spalle di Bistazzoni. Una doccia fredda che non spegne però gli entusiasmi e la determinazione dei padovani. Punizione dal limite di Galderisi con la sfera di poco a lato. A mettere le sorti in parità ci pensa Albertini. Punizione dal limite che sorprende tutta la difesa con la palla che finisce nel 7. Poi è Benarrivo ad avere l'occasione per il raddoppio, ma il suo tiro si perde alto. Nella ripresa il Padova si trasforma e mette alle corde la Regina. È Rosa, subentrato ad Ottoni, a deviare in rete su calcio d'angolo. Il Padova corre qualche rischio, ma Bistazzoni non si lascia sorprendere. Poi la perla della gara. Albertini si impossessa della sfera al limite dell'area e con un pallonetto a scavalcare Rosin porta a 3 le marcature per il Padova. Beh, una gran bella vittoria del Padova, tanto più bella perché si è trovata di fronte una squadra come la Regina, che è una squadra veramente che svolge un buon gioco e che merita, io credo, meriterebbe una classifica migliore di quella che riveste attualmente. Presidente Pugina, la Serie A adesso è più vicina? Diciamo che è più vicina, abbiamo raggiunto una tappa molto importante perché era una difficile, abbiamo visto una difficile partita con una squadra forte, siamo stati anche fortunati, loro meritavano di più, però questo è il calcio e noi abbiamo fatto una tappa, un'ulteriore tappa verso il traguardo della Serie A.